paesino dell'Abruzzo che si chiama Torino, come la città grande, Torino di Sangro. Sangro è un fiume dove tra l'altro durante la guerra c'è stata l'ultima guerra, una grandissima battaglia sul Sangro, il generale Montgomery, e pensate che nel mio paese c'è un cimitero inglese di 1700 morti e più, offuscata solo da Monte Cassino, che era nello stesso periodo, quindi la storia parte da lì. Ma questo è che proprio questo paesino di 3000 persone aveva una banda di 60 elementi, quindi vuol dire che suonavano tutti, di cui parecchi della mia famiglia, tra zii, cugini, fratelli di mio nonno, e mio nonno che era il basso tuba e mio padre che era il timpanista. Questo è importante perché io sono nato evidentemente col ritmo nel sangue, perché già a 3 anni suonavo la percussione e la batteria e lo xilofono. Poi mio papà andò a Milano e faceva il tranviere, il tram, faceva il bigliettaio, e mi ricordo che mi sedevo vicino a lui e lui staccava i biglietti e io aprivo la porta, c'era una manovella e così. Ma nel frattempo papà suonava anche nella banda dei tranvieri, faceva 3 prove a settimana e il concerto la domenica mattina. Allora, primo segnale della mia carriera di direttore d'orchestra è alle elementari, perché alla terza elementare il tema che mia madre ha rigorosamente conservato, un tema in cui diceva cosa vuoi fare da grande. E io scrissi voglio fare, l'ho letto, era impressionante, voglio fare il direttore d'orchestra, andrò a New York, scritto NIU orchestra, e la maestra corresse in rosso questa frase, e il primo segnale così indicativo, ma quanti bambini vogliono fare chi l'automobilista, chi il dottore, il direttore d'orchestra. Ma il fatto è che quando andavo con la mamma la domenica mattina a seguire i concerti di papà che suonava con la banda in questo giardino pubblico di Milano, le feste di una volta, scherzando i professori della banda dicevano che io dirigevo meglio del maestro. Era vero che i bambini si mettono lì così, ma può darsi che un po' di ritmo veniva dalla batteria c'era. Però mio padre, avendo poi sofferto molto dopo la guerra, quindi non c'era lavoro, quindi suonava in queste bande alternandosi fra il sud e finalmente poi nel nord, il destino volle che vinse il concorso nel Teatro alla Scala e quindi entrò nel mondo, diciamo, di serie A come primo timpanista del Teatro alla Scala. Ma non voleva che il figlio seguisse le orme del musicista, era abbastanza duro in questo perché aveva sofferto molto. Quindi io mi iscrissi al ginnasio, al liceo, ma evidentemente il DNA era dentro di me e d'accordo con la mamma, di nascosto di mio padre, ci andammo a iscrivere al conservatorio, quindi mi feci letteralmente bocciare nel primo liceo classico. Fu un anno meraviglioso, gli ultimi 2 mesi perché non studiavo, mi bocciarono. Fu particolare il fatto che quando andai a vedere i cartelloni sapendo che ero respinto, c'era un ragazzo della mia classe che piangeva e la mamma diceva, io gli domandai alla mamma perché piange Giuliano? Dice perché è stato rimandato in inglese, di cui sono stato respinto, ridevo come un matto e la mamma era consolò il figlio. Quindi scrivendomi al conservatorio io entrai a studiare tutto quello che era necessario fare. Come pianoforte? Pianoforte, composizione, e mi iscrissi anche a percussione perché allora la percussione era l'ultima ruota del carro, ma non ce n'erano di percussionisti, ma io avevo un destino ben segnato. Poi